Buongiorno, sono Cesare di Un Sorriso in Più, quello delle avventure. Oggi un'avventura un po' particolare. Siamo a Bernate Ticino, sulle sponde del Naviglio Grande, questo canale che parte dal fiume Ticino e raggiunge Milano. Oggi lo percorreremo, naturalmente con la mia bicicletta. Un ponte seicentesco saluta la nostra partenza e qui lungo il canale le case e le vecchie cascine di Bernate. I grandi ponti che scavalcano il canale sotto i quali ora passeremo. Abbiamo scavalcato il ponte che da qui vedrete sicuramente molto meglio ed è bellissimo, del 1600, porta la data 1603 ed ora il nostro percorso continua però sulla sponda sinistra. Avanti. Abbiamo scavalcato un altro ponte decisamente più moderno e siamo di nuovo sulla sponda destra. Siamo a Ponte Vecchio, frazione di Magenta. Laggiù il ponte e qui a fianco Villa Castiglioni del XVII secolo che durante la battaglia di Magenta ospitò Napoleone. Il canale scorre alla nostra destra e sulla sinistra delle belle case che si affacciano sul canale. Questa è Villa Gaia vista dal parco che dà tutto un altro aspetto e qui a fianco il grande parco che la circondava. È bellissimo, proprio sulle rive, sulle sponde del canale. Villa Gromo di Tonengo col suo parco. Lungo questo tratto del canale sorgevano le ville dei ricchi milanesi che qui venivano a passare i fine settimana. Non posso non farvi vedere questo tratto di canale con questi begli alberi che vi si affacciano e qui è bellissimo. Guardate questa villa con la facciata principale in parte affrescata. Questo era il cancello d'accesso con una bella scalinata, purtroppo chiuso e sbarrato ormai da una siepe, e a fianco della villa addirittura la chiesetta. Le ville che si affacciano, una più bella dell'altra. È impossibile non fermarsi a guardarle, sia le ville che i loro parchi con delle statue che li ornano. Bellissime, erano le ville di delizia dei nobili milanesi. Siamo a Cassinette di Lugagnano e quello di fronte a noi è Palazzo Visconti, senz'altro uno dei più belli in questo bellissimo borgo antico che si divide in due con il canale e che è unito da questo ponte in granito del 600. Siamo ad Abbiategrasso con cascine abbandonate, belle ma purtroppo abbandonate, il ponte della statale e qui il canale fa una brusca deviazione verso sinistra e dove andremo noi. Dopo Abbiategrasso il canale prosegue in una zona molto più urbanizzata. Siamo a fianco della statale Vigevanese dove corre un bel traffico. Siamo a Gaggiano col ponte in granito che porta la data 1863. Laggiù iniziano le case colorate del paese. Ecco le case colorate di Gaggiano, molto belle, che si specchiano nel canale. E qui di fronte Palazzo Venini Uboldi, elegante e anche lui affacciato sul canale. E qui di nuovo il paese dal bel ponte che scavalchiamo per andare di nuovo sulla riva sinistra. Qui il percorso diventa un po' monotono. Ora attraverseremo Trezzano sul Naviglio e Corsico. Anche a Trezzano qualche bel palazzo accanto a ciò che ormai ci attende, urbanizzazione selvaggia. E siamo arrivati a Milano. Questa è la passeggiata sui Navigli che ora percorreremo per arrivare verso il centro.
Siamo al vicolo dei lavandai, dove le donne venivano a lavare. Questa tettoia le proteggeva, eccola qui, lungo il vicolo, e all'interno della tettoia ci sono tutte le pietre inclinate che servivano per lavare la biancheria. Qui le donne lavavano per loro, ma anche per professione. Eccole qua. Ed ecco dove il canale finisce. Passa sotto l'ultimo ponte ed entra in Darsena. Qua arrivavano i barconi. La Darsena fu costruita nel 1603 ed ospitò barconi fino al 1979. Si estende fin laggiù. Siamo sul ponte Langer che sovrasta tutta la Darsena e permette di andare sull'altra sponda. Qui in Darsena giungevano i barconi e c'è un curioso aneddoto. Arrivavano le barche dal Lago Maggiore con il marmo di Candoglia che serviva a costruire il Duomo. Erano stati tolti tutti i dazi doganali per questo marmo e quindi sulle barche c'era la scritta AUF, che voleva dire ad usum fabrice del Duomo. Da qui nasce il detto AUFO, cioè gratis, perché non pagavano nulla. Questa è Porta Ticinese, da qui entriamo nel cuore della città. Questa è la Basilica di Sant'Eustorgio, ora purtroppo chiusa. E questa è Porta Ticinese. La Basilica di San Lorenzo, purtroppo anche questa chiusa. E queste sono le famose colonne di San Lorenzo, uno dei rarissimi reperti della Milano romana imperiale. E siamo nel cuore della città. Il Duomo di Milano, maestoso, bellissimo, è la chiesa più grande d'Italia, in quanto San Pietro, che è più grande, è nel territorio della città del Vaticano ed è la terza nel mondo. Fantastiche le sue guglie, fantastica la sua facciata, fantastica tutta la chiesa. E la piazza, sempre molto animata, con a fianco la bella Galleria Vittorio Emanuele. E sull'altro lato il Museo d'Arte Moderna. E con la Madonnina che ci saluta, per oggi abbiamo terminato. E col Duomo dietro di me vi saluto e vi aspetto alla prossima avventura. Ciao ciao!